Io penso che per questo film dobbiamo veramente partire dal titolo, perché è un titolo che già di suo richiama a un'epoca passata, a quei compendi, quelle enciclopedie d'altri tempi, e che in sé forse ha proprio questa struttura, questa declinazione in 3 momenti, in 3 tempi, che poi rivedremo anche all'interno di questo film. E quindi forse iniziare a parlare da questa evocazione, questo titolo, può servirci per parlare anche del film, Martina. Allora, la prima idea, volevamo lavorare, da tanti anni volevamo provare a lavorare sulle piante, no? Fare un film sulle piante, però le piante sono difficili da approcciare, non riuscivamo a trovare il modo giusto perché non parlano, non si muovono, ci sono sempre tantissime storie legate alle piante, però anche, non lo so come dire, nei migliori documentari, dei migliori documentaristi c'è sempre così un albero e delle persone che raccontano delle storie, però poi insomma non riuscivamo neanche a trovare una figura, come dire, un Virgilio che ci guidasse in questo mondo. E poi era il 2020, avevamo appena presentato l'altro nostro film che si chiamava Guerra e Pace a Venezia, siamo tornati e abbiamo detto dobbiamo inventarci un nuovo progetto. Però c'era il Covid, perché era ancora quel periodo, era sì, l'autunno del 2020, per cui la città, noi abitiamo a Milano, comunque la città era chiusa, ci si poteva spostare poco, insomma non sapevamo bene come muoverci, finché un giorno arriva un'amica e ci dice che dal veterinario sotto casa, sotto il nostro studio, erano ricoverate 2 tigri cucciole, perché avevano la polmonite e comunque era un po' strano, esatto, che ci fossero delle tigri in città. Siamo andati subito dal veterinario, che era uno dei pochi posti frequentati perché lì si poteva andare, e c'è apparso così, c'erano le tigri, ma poi c'erano i cani, i gatti, gli uccellini, e c'era proprio un bestiario, abbiamo avuto proprio l'impressione, c'erano le lastre, le visite, e allora ha cominciato questa parola a suonare, no, nella nostra testa. Ci abbiamo agganciato la vecchia idea delle piante, allora abbiamo detto vabbè, bestiari, erbari, poi abbiamo detto vabbè, aggiungiamo i lapidari, abbiamo cominciato a studiare i compendi medievali, questi libri meravigliosi che hanno, sì, questa idea del catalogo, che però mettono insieme catalogo e bellezza, ecco. E il film però inizialmente si chiamava La cura, bestiari, erbari, lapidari di città. Ed era un film che doveva essere un film contenuto nei confini della città, in cui le piante passavano il testimone agli animali, che lo passavano alle pietre, ed era una specie di ronde in cui tutto questo, esatto, questi 3 mondi non umani si scambiavano, si davano la parola uno dopo l'altro. E con questa linea che doveva essere la cura, perché era il periodo, come dicevamo prima, del Covid, c'era molto questa idea che avremmo dovuto prenderci cura del mondo, anche se il mondo è un mondo molto ormai addomesticato sotto tutti gli aspetti. Però questa idea che, esatto, gli uomini si possono prendere cura anche del poco di non umano che hanno lasciato attorno a sé. Piano piano il mondo ha cominciato a riaprire e piano piano noi abbiamo capito che in realtà questi 3 mondi avevano bisogno di molto più spazi, che non potevano rimanere confinati dentro il perimetro della città. E nell'estate successiva l'abbiamo riscritto, abbiamo così fatto proprio, allora abbiamo detto vabbè, giochiamo coi capitoli, giochiamo proprio sull'idea dei libroni. Quindi c'è un librone che è bestiari, un librone erbari, un librone lapidari, e proviamo a giocare coi generi cinematografici, i generi del documentario, per cui il primo è un documentario d'archivio, però sempre a modo nostro, il secondo è un documentario d'osservazione, il terzo è un documentario industriale. Questi sono i 3 generi a cui ci siamo ispirati, che poi abbiamo tradito, ecco questo. Giustamente, Giustamente, ecco. Ci sta.
Una cosa che è assente, no? in questo compendio, in questa enciclopedia, è forse appunto l'uomo, come giustamente un po' accennato tu, anche se forse un po' è presente, nel senso che vediamo delle figure umane, vediamo delle persone interagire in determinati ruoli, no? Chiave. Quindi forse questa assenza, come hai detto tu, potrebbe in realtà essere in un qualche modo anche forse una presenza o una necessità di avere un riscontro in quello che è un versante più umano anche all'interno di un ambiente, di un regno che è quello diverso, il regno vegetale, il regno appunto degli animali o delle pietre, diciamo così, no? Allora, io credo che gli uomini ci sono in questo film prima del film, perché questa è una natura che non è una vera natura, è una natura di città, insomma gli animali sono animali filmati, le piante sono piante dentro un orto botanico, le pietre non sono neanche pietre perché il cemento che è una pietra inventata, per cui come dire, l'addomesticazione della natura e, come dire, sì, c'è già, viene prima di questo film. Gli uomini che ci sono nel film sono degli uomini che vanno via via scomparendo, perché nel primo vedrete che ci sono due studiosi che studiano la relazione fra il cinema e gli animali, nel secondo ci sono delle persone che si prendono cura delle piante e c'è soltanto una voce fuori campo che viene da un computer e da una radio, nel terzo non ci sono più parole, però ci sono tantissime storie, ecco questo sì. E questi uomini sono degli uomini buoni, alla fine, quelli che restano, almeno quelli che restano in questo film, perché sono delle persone comunque che studiano, che si prendono cura, che ricordano, che trasformano, esatto, il cemento in qualche cosa di più importante, per cui sì, vanno via via affievolendo, la presenza umana si scompare sempre di più nei 3 capitoli, ma non per questo scompaiono le storie, esatto. Perché è una cosa che dicevi anche tu, insomma, nell'ultimo film che proprio non ci sono parole, ma vedrete che ci sono tantissime storie, che a volte forse è più forte immaginare le storie piuttosto che sentirle raccontate. Difatti probabilmente proprio questa assenza, no? Questa perdita via via sia dell'umano sia dell'interazione con la parte di parlato, forse potrebbe anche lasciare più spazio a una visione, uno sguardo esterno, probabilmente anche uno sguardo di uno spettatore esterno, no? Che può all'interno di questa visione vedere, rivedersi, riflettere su dei mondi e quindi vivere o anche aprire a delle riflessioni completamente individuali, no? E quindi questo mi sembra che sia un aspetto che ancora arricchisce di più il vostro film. Questa è proprio una cosa sì, in cui crediamo, che comunque i film non sono i film di chi li fa, i film sono negli occhi di chi li vede, di chi li riceve, ed è sempre un triangolo tra ciò che esiste veramente, tra la persona che poi fa il film, ma soprattutto poi lo spettatore che lo riguarda. E questo era proprio scritto, l'avevamo proprio scritto anche nel primo soggetto, che ad ogni spettatore il compito di aggiungere con le proprie conoscenze, le proprie riflessioni, le proprie emozioni, perché vabbè, il film è lungo, però la lunghezza serve anche a darsi dei tempi sì, esatto, per pensare. Per sé, esatto, Per sé. No? È un regalo quasi sì. che uno si fa, dice mi dedico, voglio dedicarmi questo momento per me. E io volevo aggiungere un'ultima cosa anche, nel senso che abbiamo in effetti parlato di cose che mancano, di assenze, presenze, ma ciò che sicuramente c'è in questo film, ma probabilmente c'era molto anche nella vostra filmografia, tra l'altro dico vostra e anche tu giustamente parli sempre al plurale perché Martina lavora e ha firmato la regia di questo film anche come con Massimo Danolfi, esatto, così come tutti i film precedenti che avete fatto insieme, e nei vostri film è molto presente appunto l'archivio, la ricerca d'archivio, l'archivio audiovisivo, ma non solo, vedremo in questo film, e l'archivio che diventa un po' un recupero della memoria, ma anche un'occasione per riflettere e pensare a se stessi o pensare a un futuro. E prima di lasciarti la parola vorrei aggiungere solo questa piccola incisione, nel senso che
Abbiamo voluto come Cinema Zero, come sistema delle mediateche e con un bel progetto che è un progetto legato alla regione, alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo e della memoria filmica, pensare di presentare questo film proprio per lanciare anche quella che è la quinta oramai annualità della raccolta regionale dei filmini di famiglia e amatoriali. Quindi da oggi per la nostra provincia, da ieri per Udine e così via, insomma per ogni provincia della nostra regione, inizierà un mese di raccolta all'interno delle mediateche di tutti questi filmini che probabilmente forse anche voi qualcosina magari chissà avrete a casa o avrete visto passare nelle scatole da scarpe, messe sotto qualche scala in cantina, eccetera, e che in realtà noi negli anni, perché ripeto oramai questo è il quinto anno che stiamo facendo di raccolta, abbiamo scoperto essere veramente dei materiali preziosi che testimoniano una memoria, un passato recente, ma anche una memoria, se vogliamo, del tutto soggettiva e unica, perché racconta un po' quella che è la storia del vissuto attraverso chi quel passato l'ha veramente vissuto in prima persona, no? E siamo quasi a 20.000 metri di pellicola raccolti a livello regionale, tra l'altro tutti digitalizzati, scannerizzati, catalogati, quindi veramente una bella risorsa e disponibili online all'interno del sito Memorie Animate di una Regione, per cui vi invito anche ad andare a curiosare quelli che sono i fondi che abbiamo all'interno di questo archivio e anche a passarvi la parola, perché magari c'è qualcuno di voi che può essere interessato, che sa di qualcuno che ha dei fondi, dei filmini all'interno dei propri archivi. E quindi perdonate questa piccola chiosa, che però ci piaceva, diciamo, poter unire le due cose, unire questo momento di raccolta per noi, per la nostra regione, ma anche di presentazione di un film che parte proprio dagli archivi, no? Perché il primo capitolo, diciamo così, di questo film parte proprio, no? Da questa Sì, il primo capitolo è proprio, esatto, il genere del documentario d'archivio, per cui è tutto un found footage su la relazione tra il cinema e gli animali fino agli anni 50. Soprattutto siamo dal protocinema fino al 30, la maggior parte sono dei materiali, sono fino agli anni 30, poi c'è qualche cosa che va fino anche negli anni 50. È stato un lavoro bellissimo. Ma com'è lavorare con gli archivi? Perché è difficile, perché, cioè non è ci sono venuti in aiuto questi due studiosi che poi vedrete anche nel film, a cui abbiamo detto com'è, perché il cinema continuamente, fin dall'inizio, cerca gli animali, filma gli animali, e loro hanno fatto le loro ricerche, come dire, parallele. Insieme e contemporaneamente anche noi cercavamo di capire perché, esatto, perché la relazione fra cinema e animali è così stretta. Ci ha anche aiutato molto un saggio di Berger che si intitola Perché guardiamo gli animali, che è un saggio degli anni 70 in cui Berger dice che la relazione dello sguardo fra gli uomini e gli animali è finita da tempo. Comunque un saggio di 50 anni fa, e lui vedeva negli zoo, come dire, la materializzazione di questa fine di questo sguardo, e pensando a questo saggio anche noi abbiamo pensato che forse tutta questa quantità enorme di immagini sugli animali che noi abbiamo è, come dire, la materializzazione della fine di una relazione, perché è una relazione di potere degli uomini sugli animali, e poi comunque è proprio questa cosa per cui esistono moltissime più immagini, che ne so, di orsi polari veri, per cui alla fine il cinema, esatto, forse dovrebbe fare dei passi indietro, smettere di filmare e cominciare ad occuparsi davvero degli animali che non ci sono più. C'è questa indagine, no, recentissima, per cui che dice che in 50 anni sono scomparsi il 70% delle specie animali nel mondo. Beh, comunque, lavorare con gli archivi è stato bellissimo, perché ci hanno aiutato circa 20 cineteche europee, volevamo solo archivi europei, perché in questa idea dei bestiari, degli erbari, dei lapidari, così, insomma, sono proprio così, dei libroni europei. Ci sono materiali che arrivano dalla Norvegia, dal Portogallo, dall'Italia, chiaramente, dalla Svizzera, dalla Francia, e ci ha aiutato moltissimo l'Istituto Luce, la Cineteca Svizzera e l'Eiffel Museum di Amsterdam. E infatti ci sono dei materiali straordinari, ecco, questo sì.
Bene, io... volevo dire Sì, solo una certo. cosa, ci sono alcune persone, nel primo capitolo ci sono delle immagini di operazioni veterinarie sugli animali, sono un po' crude, per cui, non lo so, abbassate gli occhi ma poi passano, ecco, perché ad alcune persone fanno un po' impressione, però insomma... Però ci saranno anche moltissime sequenze di vera poesia Sì, visiva, assolutamente, per cui cui sarete abbiate ripagati. fiducia, Ok. durano poco. Ecco. Bene, grazie ancora Grazie allora mille. Martina Parenti e buona visione a voi. Grazie.